Sesta corsa, premio Giaggi di Già. Puledre di 3 anni, vincitori di 3.000 euro in carriera, 8 al via, 1 Calendula, Roberto Vecchione, 2 Ciubù dei Greppi, Vincenzo Mango, 3 Comanci Joe, Vincenzo Piscuoglio, 4 Camillo Baba, Andrea Farolfis, 5 Caspian Mou, Maurizio Cheli, 6 Chanel Ducras, Alessandro Gocciadoro. Seconda fila, 7 Cluny dei Greppi, Antonio Greppi, 8 Commander Crow, Andrea Vitagliano. Parte piano Calendula, l'errore di Caspian Mou, veloce Camillo Baba prende il numero comando 5, Caspian sul Mou, numero 3 di Comanci Joe, rompe anche Ciubù dei Ciubù dei Greppi, squalificato. Vediamo all'esterno Chanel Ducras, intanto in vantaggio Andrea Farolfi col figlio di Man of Many Mission di Andrea Sarzetto. Percorri 200 in 15,4, seconda posizione per Comanci Joe, al largo Chanel Ducras che si ingamba. E sull'errore di numero Camillo 4, Baba Camillo passa Baba, sul squalificato. burro ed è in vantaggio con spesa praticamente zero, 400 in 31. La seconda posizione per Comanci Joe. Poi vediamo Calendula in terza posizione lungo la corda. Tanto la nuova battistrada Chanel Ducras arriva ai 600 in 48 scarsi. Vediamo al largo Commander Crow, Andrea Vitagliano che si porta in avanti col Sauro, la cui schiena viene presa da Antonio Greppi con Cluny dei Greppi. È rimasto praticamente un quintetto, 1,4,2 il primo giro, 16,3 la frazione, con in vantaggio Chanel Ducras, l'allieva di Alessandro Gocciadoro, la figlia di Varenne. Seconda posizione per Comanci Joe davanti a Calendula, mentre all'esterno sempre Commander Crow e Cluny dei Greppi che si affaccia in terza ruota dopo un chilometro in 1,21,1. Viene deciso Antonio Greppi con la figlia di Exploit Caf e mette mezza cavalla davanti a Chanel Ducras che forse si è un po' fatta sorprendere, ma ora cerca di reagire Alessandro Gocciadoro. 15 la retta di là, ma prosegue in maniera decisa. Cluny dei Greppi non è ancora passata però perché Chanel Ducras cerca di rientrargli, bello questo duello, ultima curva passata in 15,1, Cluny dei Greppi cerca di mantenere il vantaggio acquisito, Chanel Ducras prova a rientrare ma Cluny dei Greppi viene a vincere davvero in maniera convincente. Cluny dei Greppi, Antonio Greppi batte Chanel Ducras, mentre per il terzo è Calendula che batte Commander Crow. 14,4 la retta da Rio, 29,5 a chiudere. Davvero impressionanti i 600 finali di Cluny dei Greppi, questa figlia di Exploit Caf di Nicola Del Rosso, che è venuta a vincere in maniera decisamente buona, nonostante Chanel Ducras le ha provate tutte per difendersi. 600 metri davvero notevoli per Cluny dei Greppi, questa Exploit Caf che è venuta a vincere molto bene. Secondo posto con una comunque valida Chanel Ducras, mentre a distanza per il terzo Calendula con Roberto Vecchione. È tutto per la sesta da Bologna.